Domenica 15 aprile a Jesolo si è tenuta una delle tappe del campionato di rugby femminile giocato a 7 su metà campo. Ad organizzare il terzo tempo il comitato Dode Agosto. C'eravamo anche noi. Siamo in compagnia della dirigente referente del rugby di Jesolo, rugby femminile. Oggi hanno giocato un torneo, hanno fatto un torneo un po' particolare. Di cosa si tratta? Si tratta del torneo di Coppa Italia di rugby a 7 femminile, si gioca su metà campo. È un torneo inventato soprattutto per raccogliere adesioni e per far avvicinare al rugby le ragazze che pensano che il rugby naturalmente sia uno sport per maschioni grandi, grossi e cattivi. Non è vero. Tra i fondamentali del rugby in generale, oltre a quello femminile, c'è il terzo tempo. Che cos'è? Il terzo tempo è appunto un fondamentale del rugby a tutti i livelli, non solo femminile, e si trovano dopo per un momento di convivialità in cui si stabilisce che le regole della vita, e non solo del rugby, sono farsi degli amici, andare d'accordo e soprattutto divertirsi. Cosa ci date di buono da mangiare oggi? Allora, oggi c'è una pasta, pomodoro e ricotta, giusto per accontentare sia chi è vegetariano chi è carnivoro, per cui risolviamo il problema. La frittata è una frittata con la cipolla, ci sono frittate con le patate, con le cipolle e con la rucola, cioè le tipiche nostre insaporite da quel poco che c'era. Comitato Dode Agosto, quando lo rivedremo attivo? Presumo per la fine di giugno, per una festa della birra che sarà da mettere a punto e probabilmente sarà in quel di Musile di Piave. 1, 2, 3, fuori la palla, fuori! Vai! Forza Jesolo! Siamo in compagnia di Francesca e di Silvia della squadra del rugby femminile. Francesca, cosa avete fatto oggi? Che tipo di torneo? Allora, oggi è stata l'ultima partita di campionato, abbiamo solo la finale dopo, abbiamo fatto 3 partite, sono andate abbastanza bene, abbiamo vinto 2 partite, poi abbiamo giocato la finale col Casale e adesso siamo un po' stanche, sporche e bagnate. Poi qualcuno si è infortunata purtroppo in campo, è un po' duro come sport. Abbastanza, ma è anche divertente. Comunque è uno sport completo, c'è la corsa, poi ci sono le amiche, quindi si beve, si mangia, panino con la salsiccia e... Ricordiamo il prossimo appuntamento a Casale, che è il giorno. Il 29 aprile saremo tutti a Casale, ci sarà tutta Italia del rugby femminile a 7 a Casale, quindi saremo tutto il giorno a Casale a festeggiare il rugby puro. E per il rugby! Ora!